presentare il libro Appuntamento in un non luogo di Alfredo Carosella, libro edito nel 2013 con la casa editrice La Bottega delle Parole. E, come potete vedere, oltre all'autore sono qui presenti i tre relatori, Luigi Bartalini, Maria Rizzi, Claudio Fiorentini, e i due lettori, Loredana D'Alfonso e Paolo. Allora, Appuntamento in un non luogo è un libro che ha il valore di un viaggio particolare. È un viaggio nella vita del personaggio. Il personaggio si chiama Maurizio, detto Mizio, un architetto che a ridosso dei 40 anni si trova a stilare un bilancio della sua vita. Lo fa nell'attesa di un appuntamento di lavoro che rispecchia quella stessa attesa che ha contraddistinto la prima fase della sua vita, quasi da non protagonista. In un non luogo, questo appuntamento di lavoro, il parcheggio in un centro commerciale, avrete capito anche dalla lettura che ha fatto Paolo, mentre appunto attende l'arrivo di non persone che gli proporranno un non lavoro. E quella di Mizio è uno stato dell'anima che terrà il lettore avvinghiato ad una condizione sospensiva, sempre pronto a cogliere un anelito di vita, di decisione, quasi provocato nel prendere egli stesso in mano le redini dell'esistenza di Mizio per condurlo attraverso un antropologico rito di passaggio verso una maggior consapevolezza del proprio esistere, una minor dolenza malinconica. Queste megastrutture chiamate non luoghi in realtà sono la rappresentazione architettonica del mondo globalizzato che viviamo oggi, no? E praticamente non significano luoghi che non esistono, significano luoghi che non hanno una identità, che sono anonimi, che sono slegati dal contorno sociale, dalla tradizione, dalla storia. Quindi ci si riferisce di solito ai parcheggi, ai centri commerciali, alle stazioni, agli aeroporti, e il primo a coniare questo termine fu l'antropologo francese Marc Auger, ho studiato. E praticamente Alfredo Carosella in questo testo magnifico, e mi vorrei soffermare sull'aspetto stilistico perché è veramente particolare, cioè Alfredo scrive in una maniera veramente unica, nel senso che segue il registro nordamericano perché tende a distendersi, non a velocizzare gli eventi, cioè a farceli vivere piano piano, ma nello stesso tempo permea il suo stile di lirismo e di un impatto espressivo talmente forte che trafigge. Io devo dire che credo che abbia una tale padronanza dell'ars narrandi che riesce a creare con i lettori un transfer emozionale, e lo dico proprio con cognizione di causa, perché io questo libro ho continuato a leggerlo in giro per la casa, lo portavo così mentre facevo le faccende e mi chiedevano: è un giallo? Dico no, devo leggerlo, però devo leggerlo veramente, seriamente, io dovevo finire questo libro perché crea questo impatto fortissimo, questa voglia di finire, e con un largo narrativo così poderoso, così superbo, lui porta avanti la storia dei suoi protagonisti, ma anche di tutti i suoi coetanei, anche quella della sottoscritta, di tutti quelli che sono cresciuti sul piango la linfa di quello che i critici chiamavano l'edonismo hegeliano. Allora, una cosa molto bella di questo romanzo è la fluidità. Sembrerebbe scritto di getto per come è scritto, sembrerebbe che la storia aveva preso forma perfettamente nella tua testa e quindi si è lasciata raccontare quasi da sé. Vorrei che ci raccontassi un po' della genesi. Avete sentito che il protagonista si chiama Maurizio, è un architetto, e io faccio l'architetto, quindi si può fare subito un pensiero ad un romanzo autobiografico. Non lo è. Non è un romanzo autobiografico, anche perché grazie a Dio non mi sono successe tutte quelle cose che capitano a Maurizio, innanzitutto. Però una cosa mi è accaduta sul serio, ed è l'appuntamento nel non luogo. E chi avrò mai incontrato in questo non luogo? Il dottor Mantovani, che è seduto lì e che è Gino Bartalini. Allora, tutto è nato da lì perché ho
ho avuto un appuntamento di lavoro con lui, gli ho dato del sessantenne nel libro e questa cosa non me la perdonerà mai. No. No, ci conoscevamo già, ci siamo incontrati in questo parcheggio, non è lui che ha portato ritardo ma altre persone, e io mi sono trovato a pensare e la suggestione è stata tale che sono tornato a casa e ho sentito l'esigenza di scrivere. E ho cominciato a scrivere, ho imbastito tutta la storia, poi chiaramente ci ho lavorato su e è venuto fuori questo libro, ma il pretesto era reale. Vengo da Roma come prof. Ho seguito mio padre che si è trasferito per lavoro. Sono alle mie ultime esami. Da Roma? Allora il cordiale lo conoscevi già. Sai che la lezione di oggi è mia? L'ho preparata io. Non avevo dubbi. Ho notato subito la differenza di stile. Onirici vola in un cielo reale. Il volo offre la suggestione del sogno, spaziando dalle giostre del Luna Park agli aerei supersonici. Dalla risata di un bambino alla sfida pionieristica dell'aviatore che attraversa per la prima volta l'oceano, ma muove sempre attraverso un cielo vero, concreto. A te invece piacciono le mistificazioni. Un cocktail micidiale che si presenta come una bevanda refrigerante, l'unità di abitazione di Le Corbusier che si trasforma in cordiale. E tu, da cosa ti travesti? Chi vorresti essere invece non sei? Io sono solo me stesso. Ma guarda come sei vestito. Spadrilla a 6 piedi, pantalone alla turca, camicione fuori dai pantaloni con sopra il disegno della Cappella Sistina. Capelli alla Massimo Troisi nelle vie del Signore sono finite. Grande, eccessiva estroversione nell'abbigliamento. Un bisogno di farsi notare stupendo a ogni costo, punteggiato da citazioni culte. Un grande contrasto con la tua smisurata timidezza. Inutili orpelli poggiati su un'eleganza naturale e un'intelligenza viva. Chi sei, Maurizio? Già. Chi sono? E cosa voglio veramente?